Giannico, mi diciamo bogoni. In Trentino diciamo scioso, poi quando ti pesti fa scioso, noi invece diciamo cornioni. 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 Allora adesso quel piove che ha fatto, sono venuto fuori le lumache. Ah, vabbè. Lì le ho fatte purgare, sua ortiga. Lì ho detto che ho messo dentro un cipollotto, un po' di aglio. Adesso mi ti mostro come che va a curare. Adesso viene la parte interessante. Cioè? Cioè, che intanto, visto che le sta proprio in tocco le lumaca, bella, tranquilla, go tira fuori l'interiore, ecco qua, le linee tagliate bene, e le viene messe a riposare qua sull'acqua. Nel frattempo, guarda che bei sode, guarda che spettacolo, guarda la natura che... Poi ho prese queste, Giannico. Ecco, sì, guarda che roba. È un profumo. Dopo, quando che abbiamo fatto tutto questo lavoro qua, che le cure bene, insomma, cioè la passione, come quando che catti i porcini che ti curi casa, cioè, tutto l'interiore le va a buttare via. Certo. Oh, scusami se parlo in dialetto, ma madrelingua veneta, parlo malissimo l'italiano. Sento che l'ora di fuori tutte quante. Oh, le sei così piene, perché proprio adesso stagione, sì, è spettacolo, guarda che roba. E questi naturali, le torto. Ma sì che mi è molto, le ho tirate fuori stamattina proprio. Adesso? Adesso faccio del fritto un po' di cipollotto bello fresco stamattina, però per dirti queste qua, siccome che abbiamo sfalciato intorno al bosco, intorno all'orto, e loro le veniste fuori per mangiare l'erbetta appena tagliata, e lì era che mi chiamavano, non resistire, insomma. Giannico, cucinami! Ecco qua, e adesso viene messo qua. Adesso qui. Fatto andare 3-4 ore, vi fuori un concetto qua, i panini. Questa è una ricetta che hai riscoperto, Giannico? O... È una ricetta che ho riscoperto, bisogna ritornare alle cose essenziali, insomma. Non è vero che i Veneti mangiava mai, mangiava cose semplici in modo divino. Fatte fe, zuppe di fe, quello che vuoi. Dopo, se vogliamo chiamarle bourguignon, ma non siamo in Francia, siamo veneti, e se li vai molto prima qua, senza togliere gli amici pochi. Però Stefano, questa è la mia cucina. Quando che metto a posto il polastro, che metto a posto il manzo per prepararlo per stasera, quando che faccio per stare in umido, il risotto, sempre un teccione di brodo. Ma cos'è che hai qua dentro? Che sei i coi, che sei i durei, che sei tutti gli ossi bei del manzo, vito e schiene del pollo. Questa è un'opera d'arte, è questa che dà il profumo, ma sento che profumo che sei. E quanto sta lo fa poi a questo? Stasera io lui da pippare, Vito, questo è un muscolo. Questo muscolo qua ti sfilacci, ti fai in serata, freddo, la gente si capota, cioè, anche perché qua non si barano, vi dito bovis o daddi o casini, ma ho sentito il profumo che io sento. Ecco, questo qua adesso ai miei amici qua, sempre perché mi si smende di dire, sempre il minimo, che pippa. E va avanti, dopo che va a finita dell'oro. Ma veramente bella, ma Sì. e come la mangiamo, Giannico? Puenta aromatizzata alla menta. Guarda che spettacolo, guarda che pasti, guarda che bello. Bellissimo, Ciao. bellissimo. Viva la cucina veneta. Viva la cucina anche veneta. quei bogoni. Anche questi O i cornioi. O i cornioni. Ciao ragazzi. Ciao.